e Benedetta è dottore di ricerca in procedura penale all'Università di Ferrara, è mediatrice penale, ha lavorato presso l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, per la quale ha anche curato il documento di studio di proposta sulla mediazione penale e la giustizia riparativa in ambito minorile. Collabora con l'associazione Spondè di Roma, tra Roma e Palermo, ai progetti di sensibilizzazione e formazione alla giustizia riparativa rivolti agli operatori sociali della giustizia, e con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con la professoressa Claudia Mazzucato, il progetto europeo Rejustice per la formazione della magistratura italiana ed europea alla giustizia riparativa. Benedetta, lascio a te perché penso che il raccordo sia fluttuante in questo momento. Grazie. Grazie Sara, grazie, ringrazio anch'io Indip per l'invito, ma soprattutto per questa occasione di dialogo e di ascolto anche per me. In questo momento sento un grande carico di responsabilità e una certa ansia nel parlare dopo Giovanni, ma insomma spero che siate comprensivi nei miei confronti. E inizio con la condivisione anch'io di qualche slide. Vediamo se la tecnologia non ci gioca brutti scherzi. Si vede? Bene. Allora, proseguendo un po' nel discorso che ha appena proposto Giovanni, entriamo adesso nel tema della giustizia riparativa. Giustizia riparativa di cui in questo momento storico in Italia si inizia a parlare tanto, è un tema che sempre più spesso emerge anche in ambiti molto diversi tra loro, ma è una parola, o meglio, un concetto che inizia a farsi spazio, a farsi visibile. Purtroppo però anche per ragioni che non conosco, creando una certa confusività circa il significato di questa parola. Di giustizia riparativa si parla tanto, ma non tutto è giustizia riparativa e capita purtroppo spesso, e questo ho avuto modo di vederlo anche nei vari progetti con l'autorità garante, uno ad esempio di ascolto degli operatori e dei ragazzi in esecuzione penale esterna, quindi negli USM, quando chiedevamo che cosa si fa sulla giustizia riparativa, le risposte che ricevevamo spesso attenevano a delle progettualità molto belle, ma che in realtà con la giustizia riparativa avevano poco e niente a che fare. Allora proviamo un pochino a fare chiarezza e a creare una condivisione di significati su cosa è e su che cosa non è giustizia riparativa. E per farlo ci facciamo aiutare da questo giurista contemporaneo Zagrebelsky, che ci riporta un po' sulla tematica che accennava prima Sara. Zagrebelsky ci dice: la giustizia è un'esigenza che postula un'esperienza personale. L'aspirazione alla giustizia nasce dall'esperienza dell'ingiustizia e dal dolore che ne deriva. Come a dire, se dovessimo adesso definire che cosa è la giustizia in modo definitivo, universale per tutti, potremmo star qui anche degli anni, ma tutti sappiamo molto bene che cos'è un'ingiustizia, per averla purtroppo vissuta almeno una volta sulla nostra pelle. Quindi partiamo da qui. Le ingiustizie ci sono, è un fatto, ce lo diceva adesso Giovanni, è qualcosa da cui non occorre neanche fuggire o negare, perché è qualcosa che attiene alla nostra vita, all'esperienza umana. La domanda che ci pone l'ingiustizia è: come rispondo all'ingiustizia? Cosa faccio dopo l'ingiustizia? E allora, se adesso con Giovanni abbiamo visto un po' un insight in come l'antichità ha cercato di dare risposta a questa domanda, il percorso che vi propongo adesso, sempre per flash, sempre con una massima semplificazione che spero mi perdonerete, soprattutto chi tra voi probabilmente ha più conoscenze di me su questi temi, ma proviamo a vedere come le società umane si sono organizzate nel rispondere all'ingiustizia per arrivare a capire che cosa propone la giustizia riparativa. E allora il primo modo di rispondere, di reagire all'ingiustizia è quello che citava adesso Giovanni. Rendere all'altro ciò che ho subito, reagire in modo speculare, dare un contraccolpo a colpo, è la vendetta privata. Vendetta privata che, come abbiamo sentito,
ingenera inevitabilmente delle catene di violenza che difficilmente possono essere interrotte, e questo creava dei problemi molto pratici alle comunità che dovevano interfacciarsi con questo tipo di meccanismo, pur nella consapevolezza che la vendetta privata in tantissime società e per tantissimo tempo era un modo assolutamente legittimo, riconosciuto, di rispondere all'ingiustizia. E infatti proprio quell'adagio che si diceva occhio per occhio, dente per dente, tenta di imbrigliare entro un sistema di proporzionalità questa vendetta, ma non ne nega la legittimità. Proprio però perché la catena di violenza non si arrestava e creava difficoltà e sofferenze che continuavano a creare effetti nel tempo, lentamente il sistema, potremmo chiamarlo, il sovrano locale, un'autorità riconosciuta dalla popolazione, assume su di sé l'onere di rispondere all'ingiustizia invece, in nome di chi l'ha subita direttamente. Quindi oggi lo chiameremo Stato, all'inizio o in alcuni contesti non si può parlare in questi termini, ma comunque l'autorità dice al singolo che ha subito un male: non rispondere tu, rispondo io per te. E come rispondo? Con i canoni che vediamo raffigurati nell'iconografia classica con cui si stilizza la giustizia, che sono quelli della benda sull'occhio, sugli occhi, ovvero dell'uguaglianza a cui con cui idealmente vengono trattate le persone che si sono macchiate di un crimine, di un'ingiustizia, la bilancia, quindi quel principio di proporzionalità che abbiamo visto già presente anche nel meccanismo della vendetta privata, quantomeno negli sforzi di chi tentava di limitare il più possibile il dilagare della violenza, quindi sempre rispondere in modo speculare con eguale peso all'ingiustizia che è stata commessa, rimane però ancora la spada, per cui è cambiato il soggetto che risponde all'ingiustizia, non più chi l'ha subita direttamente, ma una persona terza. Non cambia il modo, ancora si restituisce un colpo a chi l'ha inferto, si restituisce un male a chi l'ha commesso, una sofferenza, una pena. Un passaggio ancora ulteriore è quello che possiamo indicativamente collocare con l'illuminismo, con la rivoluzione francese, con l'individuazione e il riconoscimento delle libertà fondamentali e dei diritti della persona, che pongono un'esigenza, ovvero quella di dare un significato ulteriore alla pena che non fosse il solo rendere male per male. Quindi si passa da un principio meramente retributivo a un principio che oggi chiamiamo rieducativo, ovvero a fronte della commissione di un'ingiustizia si deve giustificare con un fine superiore il trattamento che si riserva a chi quell'ingiustizia ha commesso. E quindi qui vediamo Pinocchio che viene fermato dalle guardie perché è un legno storto che va raddrizzato, deve essere rieducato, ma come? Ancora c'è lo spadino. È cambiato quindi il soggetto, adesso cambia la finalità con cui si risponde all'ingiustizia, ma ancora una volta non cambia il come, non cambia il modo. Sempre rimane quel nucleo di vendetta, sempre rimane quel nucleo di rendere male per male, restituire alla violenza comunque un colpo a suo modo violento. E allora ci sorge una domanda che non vuole essere retorica, ma che ci interroga realmente. La giustizia inevitabilmente ha a che fare con la vendetta? Cioè è qualcosa che nel tempo non siamo riusciti a eliminare pur con dei passaggi epocali nel modo di rispondere alle ingiustizie? Cioè, vuol dire che non riusciamo e non è possibile distinguere e separare questi due concetti? Per rispondere a questa domanda, normalmente ne propongo un'altra, ovvero propongo di chiederci qual è il bisogno nascosto che c'è nel desiderio di vendetta. Se nel tempo sono cambiate tante cose nel tentativo di rispondere al tema dell'ingiustizia, ma questa non è cambiata, non è che forse dietro al desiderio di vendetta c'è un bisogno nascosto, che ha bisogno, scusate il gioco di parole,
di essere soddisfatto? Qual è questo bisogno nascosto nella vendetta? Ecco, normalmente a questo punto io propongo ai partecipanti, a un corso, comunque a un momento di riflessione, di ritornare a un'esperienza di ingiustizia personale vissuta in un qualunque momento della propria vita, di ricalarsi, in quel momento, che sia un'ingiustizia, chiamiamola quotidiana, di lieve entità, ma che comunque, ha portato con sé un vissuto di sofferenza, proprio appunto di ingiustizia, oppure che sia un'ingiustizia più, grande, che forse coincide anche proprio con un reato. E allora solitamente chiedo, e se volete vi propongo di pensarci, anche se purtroppo non abbiamo possibilità di condividere insieme le risposte, perché per fortuna siamo tanti e purtroppo abbiamo poco tempo. Ma di che cosa avevo bisogno io in quel momento? Cioè nel momento in cui ho sentito di aver subito un'ingiustizia, qual era il mio bisogno? Ciò di cui sentivo la necessità io in quel momento. Ecco, vi posso dire che ogni volta che facciamo questa domanda, per me è sempre sorprendente vedere come le risposte che emergono ovviamente sono tante e sono diverse, perché l'esperienza di ciascuno è diversa ed è unica, ma sempre c'è un qualcosa che lega queste risposte ed è un tema, che emerge con più forza e con più trasversalità. E risposte del tipo: "Ho bisogno di essere ascoltato. Ho bisogno che l'altro capisca di aver fatto qualcosa che non andava fatto. Ho bisogno che l'altro capisca quanto mi ha fatto male. Ho bisogno che comprenda la sofferenza che mi ha arrecato". Ecco, la riflessione che vi propongo, e non so se vi risuona e se la trovate consonante, alla vostra esperienza, ma quello che vi proporrei, di pensare è se non potrebbe essere che il bisogno nascosto nella vendetta è proprio il bisogno che l'altro capisca la mia sofferenza. Il modo più automatico, più, istintivo che ci viene per far capire all'altro quanto mi ha fatto male, è fargli male almeno quanto ho sofferto io. Ho ricevuto un colpo in testa, mi ha fatto male. La cosa più automatica che mi viene da fare per far capire all'altro quanto quel colpo in testa mi ha fatto male, è dare un colpo in testa anche a lui, perché inconsciamente spero che così lui capisca quello che io ho vissuto. Cioè il mio bisogno non è tanto il dare il colpo in sé, ma la sua comprensione attraverso quel colpo del mio dolore. Non so se questa cosa vi suona e vi sembra plausibile. Però se così fosse, la domanda successiva è: se questo fosse il bisogno, cioè se fosse un bisogno di comprensione o, per usare una parola cara al mondo della giustizia riparativa, un bisogno di riconoscimento del mio vissuto, della mia sofferenza, che quella cosa era sbagliata perché mi ha fatto del male, c'è un altro modo per soddisfare lo stesso bisogno? Cioè c'è un altro modo per venire incontro al bisogno nascosto nella vendetta senza, dover utilizzare la restituzione della violenza per arrivare a questo risultato? Ecco, questa è la domanda a cui timidamente, in modo fragile se vogliamo, cerca di rispondere la proposta della giustizia riparativa. La giustizia riparativa cerca di offrire un luogo sicuro, un luogo accogliente, che è qui rappresentato da questo albero, nel quale le persone diverse, che sono all'opposto magari rispetto a una data situazione, a un dato conflitto, possano trovarsi, incontrarsi per dare parola. Ecco, lo strumento che la giustizia riparativa offre è lo strumento forse più semplice, ma allo stesso tempo più misteriosamente potente, perché è lo strumento della parola. La scommessa e l'esperienza della giustizia riparativa mostra che la parola, la possibilità di narrare quello che è accaduto, ma soprattutto quello che l'accaduto ha creato nella persona, gli effetti di quanto è accaduto,
narrare tutto questo e vederlo compreso dall'altro, che ha modo di ascoltare quello che è successo, questo soddisfa quel bisogno di comprensione e fa venire meno la necessità di trovare soddisfatto lo stesso bisogno attraverso la restituzione della violenza. Questo che vedete è il logo della Corte Costituzionale sudafricana. Saprete benissimo che il Sudafrica ha attraversato un periodo di storia drammatico segnato dall'apartheid, alla fine del quale ci sarebbero stati tutti i presupposti, una volta invertiti i rapporti di forza, per una violenza e una vendetta trasversale della popolazione nera sulla popolazione bianca che l'aveva vessata per tanti anni. C'erano tutti i presupposti perché si invertisse semplicemente il rapporto di potere fra dominatori e dominati, e invece è stata fatta questa scommessa grandissima di cercare di dare parola a quel vissuto di sofferenza, di tragicità che aveva attraversato la popolazione di colore attraverso questo strumento di una commissione che è stata appositamente istituita e che è stata denominata Per la verità e la riconciliazione, che proprio fisicamente andava nei piccoli villaggetti sudafricani per dare parola alle vittime, dar loro parola di fronte ai perpetratori delle violenze che avevano subito. A questo punto possiamo arrivare allo spiegone, ovvero alle definizioni formali che abbiamo della giustizia riparativa. In Italia non abbiamo ancora una legge su questo, l'abbiamo quasi avuta per un soffio, non è stato poi approvato un decreto che era stato redatto in sede ministeriale, forse l'avremo presto perché il nostro attuale ministro della giustizia è un'appassionata di giustizia riparativa e si sta lavorando in questo senso, ma ad oggi noi come unica fonte per sapere con certezza cos'è la giustizia riparativa sono le fonti internazionali. E qui abbiamo 3 definizioni, ne leggeremo solo una, quindi mi sento di rassicurarvi, però le ho volute mettere tutte e 3 dalla più recente, che è la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018, passando per la direttiva dell'Unione Europea per i diritti delle vittime del 2012, fino alla risoluzione delle Nazioni Unite del 2002, sono praticamente identiche. Avrete modo poi, se volete, di leggerle con calma, sono quasi identiche. Questo a dire che in Italia abbiamo tanta confusione su cos'è la giustizia riparativa, a livello internazionale invece questo è molto chiaro ed è a questo che ci dobbiamo rifare per ridare un significato univoco e condiviso a questo strumento. Allora, leggiamo solo la prima, la più recente. Cos'è la giustizia riparativa? È un procedimento, nel senso di percorso, non nel senso di procedimento penale, che consente a chi è stato offeso dal reato, ma qui la raccomandazione si occupa specificamente dell'ambito penale, ma al posto di reato potremmo mettere a chi è stato offeso da un determinato atto, che può essere anche diverso, non coincidere con un reato, e a chi è responsabile di tale offesa, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con il reato o con l'offesa, mediante l'aiuto di un terzo imparziale appositamente formato. Quindi abbiamo dei protagonisti, quella che chiamiamo vittima. Non dobbiamo però pensare soltanto alla vittima diretta di un fatto, ma anche le persone vicine possono essere state offese da un determinato gesto. Anche le persone che vivono nella comunità possono avere paura dopo che è successo qualcosa, anche se non è successo proprio a loro. A chi è responsabile di tale offesa, se vi acconsentono liberamente, la volontarietà è un requisito fondamentale, di partecipare attivamente, quindi insieme, discutendo e trattando di ciò che è sorto, delle questioni sorte con il reato o con l'offesa, ovvero degli effetti di ciò che quell'atto ha ingenerato nelle vite delle persone, non da soli, ma con un mediatore o facilitatore. Proviamo allora a dire cosa non è giustizia riparativa. La giustizia riparativa non è il risarcimento, anche se con questa viene spesso confusa,
Anche se è vero che all'esito di un percorso di giustizia riparativa ci può essere un risarcimento o una restituzione. Cosa diversa è dire a un ragazzo che ha rubato, adesso faccio un esempio irrealistico, banalizzando, ma per capirci, ha rubato il cellulare del ragazzo della sua comunità nella stanza accanto, gli si dice restituisci il cellulare punto, oppure i ragazzi si incontrano, dialogano, hanno modo di esprimere il proprio sentimento di rabbia, il proprio sentimento di ingiustizia, di spiegare in che contesto si è collocato quell'atto, che non giustifica quell'atto, ma ogni atto è in una storia più grande di quell'atto e ogni persona non è soltanto l'atto che ha compiuto. Se all'esito di questo incontro, di questo dialogo, il gesto materiale che ne conseguirà sarà la restituzione del cellulare, quel gesto avrà un significato totalmente diverso che non l'averlo dovuto restituire, punto. Così le condotte riparatorie, il muro che viene imbrattato e la magistratura che prescrive di pulire quel muro, quella condotta ha sicuramente una valenza educativa, ma è semplicemente una cosa diversa dal ripulire quel muro dopo che si è incontrato per esempio il comitato di quartiere a cui quel muro appartiene, o il proprietario della casa che magari gli dice io per costruire questa casa ci ho sudato tutta la mia vita, è il frutto del lavoro di una vita. E allora capire il significato del gesto che si è compiuto, capire gli effetti che ha avuto sulla persona e poi la riparazione che assume tutta un'altra valenza. Così la giustizia riparativa non è il volontariato e non è il lavoro socialmente utile, questo è quello con cui viene confuso di più in assoluto. Ci dicono sì, il nostro progetto di giustizia riparativa è che i ragazzi ripuliscono il parco. Bellissimo progetto, lavorare sul decoro e sulla utilizzabilità degli spazi pubblici, ma la giustizia riparativa, lo stiamo cercando di dire, è la giustizia dell'incontro e della parola, a cui può seguire poi un atto materiale, che magari è anche la ripulitura del parco, ma ciò che dà significato a quel gesto successivo è l'incontro, è quel dare riconoscimento, comprendere il vissuto dell'altro. Così come la messa alla prova è uno strumento della giustizia penale che ha al suo interno sicuramente degli spazi per la mediazione e per la giustizia riparativa, ma non è di per sé uno strumento di giustizia riparativa. Forse questa confusione un po' ce la siamo creata anche perché la traduzione in italiano della parola originale inglese non ci aiuta, perché se in inglese parliamo di restorative justice, cioè una giustizia che dà ristoro a chi? Alle persone, è qualcosa che fa stare meglio le persone. E allora è più immediato il collegamento con la dimensione relazionale di questo strumento. Mentre giustizia riparativa ci fa un po' più automaticamente pensare a delle cose da riparare. E allora il passaggio invece alla dimensione dialogica di questo strumento va spiegato, non è così immediato. Quindi è una giustizia dell'incontro, questa è l'immagine che l'autorità garante ha scelto quando ho fatto questa ricerca a cui ho avuto l'onore di partecipare sulla giustizia riparativa in ambito minorile penale in Italia, che vuole proprio cercare di rendere immediatamente visibile la cifra della giustizia riparativa. Perché è uno spazio di ascolto e di parola, perché l'abbiamo detto prima, se l'esigenza fondamentale è di riconoscimento e lo strumento è quello della parola, questa parola ha bisogno di uno spazio in cui possa riecheggiare, essere ascoltabile, perché certe parole sono anche difficili da ascoltare, allora c'è bisogno di un luogo protetto, sicuro, perché certe parole siano ascoltabili. E allora la Morinò, che ha già citato Sara, che è l'ideatrice dello strumento che in Italia è maggiormente utilizzato, che è la mediazione umanistica, ci dice proprio questo. È dunque necessario costruire uno spazio per la parola. Esso sarà il vero luogo della mediazione. Uno spazio di ascolto e di parola perché? Perché c'è bisogno di accogliere il conflitto, cioè c'è bisogno che il conflitto abbia un luogo da abitare. Ci dice ancora la Morinò, la giustizia si organizza intorno alla relazione tra colpa e punizione, e qui possiamo pensare al sistema penale, ma possiamo anche pensare al sistema disciplinare all'interno di una comunità. Noi riteniamo che essa non sia in grado di rappresentare a fondo il dramma vissuto dalle parti.
professor Di Chiara, che è un ordinario di procedura penale a Palermo, parla di eccedenze. C'è tutto un mondo che eccede il sistema della giustizia penale e che quel sistema non è in grado di accogliere, che però ha bisogno di un luogo per essere accolto. La paura, il processo penale non ha interesse ad ascoltare la paura, eppure quella paura c'è e ha bisogno di essere ascoltata. Essa non offre, detto altrimenti, lo spazio necessario per accogliere il disordine. Questo perché noi tendiamo, per bisogno proprio di ordine, di superare subito. Fate pace, andiamo oltre. E invece l'esperienza mostra che se non c'è uno spazio, un luogo per accogliere il disordine, per accogliere il conflitto e il caos che porta con sé, il passo successivo non può essere compiuto se non in modo meramente formale e fittizio. E allora significa dare parola al conflitto. E Lamorino ci dice ancora: la parola è il veicolo che esprime il dramma. Attraverso questo veicolo, la parola, l'importanza del conflitto viene riconosciuta. Allora, riparazione che cosa vuol dire? La riparazione cos'è nell'ambito della giustizia riparativa? È un segno visibile, tangibile, perché siamo fatti di carne e tante volte ci serve anche vedere qualcosa, sentire la corporeità, la materialità di un gesto riparativo, del riconoscimento che invece è invisibile. Faccio sempre questo esempio estremamente piccolo, ma se dopo aver litigato con mio marito, dopo che mio marito mi ha trattato male, ha capito come io sono rimasta male del suo trattamento e mi porta un mazzo di fiori, quel mazzo di fiori altro non è che un segno visibile di quel riconoscimento che ho avuto, che di per sé sarebbe invisibile. Ad alcuni è sufficiente quel riconoscimento, sentirsi compresi, sentirsi riconosciuti, basta. E all'esito di alcuni percorsi di giustizia riparativa è sufficiente questo. Per altri invece c'è bisogno di un segno visibile, di quei fiori che dicano: ho visto questa frattura, la vedo, ho capito che ti ha causato della sofferenza. E badate che adesso abbiamo parlato tanto del vissuto di chi ha subito direttamente un'ingiustizia, ma lo stesso bisogno di riconoscimento, di essere compreso, abita anche chi quella ingiustizia l'ha commessa. Cioè non è qualcosa che attiene soltanto alla vittima, anche se è più facilmente comprensibile, riusciamo a calarci di più in quella situazione. Ma anche chi agisce la violenza, chi agisce un fatto ingiusto, senza che questo fatto ingiusto venga minimizzato, ma è abitato tanto quanto la vittima, o almeno è possibile che sia abitato, ed è molto probabile, l'esperienza lo mostra, dalla stesso bisogno di essere guardato, di essere riconosciuto, di essere compreso in magari vissuti di ingiustizia precedenti o vissuti di sofferenza che sono seguiti a quel gesto, a quell'atto. Per cui il tema del riconoscimento è un tema che appartiene a tutte le parti in conflitto. Ecco, chiudo veramente con una battuta velocissima su quali sono i principi fondamentali della giustizia riparativa che poi chi vorrà affronterà e sperimenterà anche praticamente con Sara. Quindi quali sono le fondamenta su cui si basa un percorso di giustizia riparativa? Sono varie e ne vedremo solo 3, le nomino soltanto, ce ne sono altre che attengono, alcune anche più specificamente al rapporto con il processo penale, che forse qui in questa sede interessano un po' meno. Non ce le inventiamo noi, non è qualcosa che ci raccontiamo, ma sono scritte tra le tante fonti anche nella raccomandazione del Consiglio d'Europa. Il primo fondamentale è la volontarietà. La giustizia riparativa è volontaria e ha luogo solo se le parti vi acconsentono liberamente, dopo essere state previamente informate. Le parti devono poter revocare il loro consenso in ogni momento del percorso. Perché deve essere volontaria la giustizia riparativa? Perché altrimenti non può innescarsi quel meccanismo di comprensione dell'altro se io sono costretto a stare in questo spazio di ascolto e di parola. Spazio di ascolto e di parola che per essere autentico ha innanzitutto bisogno di essere libero. La confidenzialità. La giustizia riparativa va realizzata in modo riservato,
Le discussioni dovrebbero rimanere confidenziali e non possono essere utilizzate successivamente, qui si intende all'interno del processo o comunque del percorso penale, se non con il consenso delle parti interessate. Anche questa è una garanzia e una necessità che garantisce l'autenticità del dialogo. Le persone, questo lo vivono in modo estremamente forte, le persone che sono inserite in un percorso penale, che sono abituate a vedere relazionate ogni loro gesto, ogni loro parola è oggetto di relazione da parte di qualcuno che deve valutare, decidere buona condotta, permessi, eccetera. Invece il dialogo nella giustizia riparativa può essere autentico, può essere vero e quindi può essere significativo per chi vi partecipa, anche grazie alla confidenzialità, al sapere che quello che si dice in quella stanza resterà in quella stanza. Equiprossimità. Il ruolo del mediatore non è di star da una parte o dall'altra, ma non è neanche di stare equidistante, come siamo abituati a sentir dire e come è per esempio l'attribuzione che si fa al giudice, ma deve essere ugualmente vicino a tutte le parti coinvolte. Allora ci dice la raccomandazione, e chiudo, la giustizia riparativa non dovrebbe essere pensata o realizzata allo scopo di difendere gli interessi della vittima o dell'autore dell'illecito a favore dell'uno sull'altro. Piuttosto essa offre uno spazio neutro dove tutte le parti sono incoraggiate e supportate nell'esprimere i propri bisogni e nel vederli quanto più possibile soddisfatti. Questo è il ruolo dei mediatori, essere ugualmente di supporto e di facilitazione a un dialogo, ma facendo sentire di fare il tifo per tutti, come ho sentito dire in un'espressione che ho trovato molto bella. E con questo chiudo, vi ringrazio dell'ascolto e restituisco la parola a Sara.